Tensioni questa sera in zona stazione per il sit-in antidegrado organizzato dalla Lega. Poco dopo l'inizio del presidio, un gruppo della DL Cobas e centri sociali si è avvicinato accusando gli esponenti della Lega di essere loro stessi il degrado e chiedendone il DASPO. Proprio il DASPO, in questo caso urbano e approvato nel nuovo regolamento di polizia urbana, è stato criticato dalla minoranza. L'idea di usarlo solo in centro storico e non in altre zone non è stata per niente condivisa. Sul piatto della manifestazione anche l'emergenza sicurezza e il corpo di polizia locale, con poco personale e mal equipaggiato. I due schieramenti presenti ai piedi del cavalcavia Borgomagno sono stati separati dalle forze dell'ordine e a causa del secondo gruppo arrivato a protestare, la circolazione stradale è stata deviata per motivi di sicurezza. Poco dopo il sit-in antidegrado giunge anche la notizia dell'arrivo in città di altri 40 uomini della Polizia di Stato per fronteggiare l'escalation di furti succedutasi in queste ultime settimane. Svijamer Channel News, Padova.